la città è sempre meravigliosa, abbiamo un dialogo per creare un'opportunità, specialmente in modo economici. Tappa trevigiana per l'ambasciatore di Israele in Italia, Ofer Sachs, che ha incontrato sindaco, giunta, il sottosegretario all'agricoltura e l'assessore regionale al turismo per gettare le basi di una futura collaborazione tra i due paesi. Abbiamo parlato un affari turistici, agricoltura e sicuramente anche il modo della salute. Una visita blindatissima per comprensibili ragioni di sicurezza, che ha avuto al centro la discussione delle nuove sfide per Israele, aprendo a nuove ipotesi di collaborazioni nel campo del turismo e dell'impresa, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi biomedici con il Veneto ed in particolare con Treviso, seconda provincia in Italia per le esportazioni in Israele. È un'opportunità importante perché facciamo vedere le bellezze e le caratteristiche della nostra città, del nostro territorio al mondo. Abbiamo cominciato con questa visita che ci lusinga dell'ambasciatore di Israele. L'obiettivo è quello di creare un ponte di collaborazione sia culturale sia tecnologico.